In Piazza dei Signori la protesta dei migranti costretti a dormire a Lappiani, come il 32enne indiano morto venerdì. La burocrazia ci lascia per strada, molti di noi hanno un lavoro ma non una casa, esclusi dal sistema d'accoglienza. Impossibile il trasferimento dei senza tetto della Lappiani all'ex caserma Serena, già al completo con i posti. Si valuta l'ampliamento del dormitorio di via Pasubio. Intanto Conte lancia un appello ai sindaci. Domani alle 11 i funerali di Giulia Cecchettin nella Basilica di Santa Giustina, attese oltre 10.000 persone. Padova blindata, viabilità modificata, diretta di Antenna 3 a partire dalle 9. Incidente poco prima delle 19 a Volpago del Montello, ragazza travolta da un'auto, la giovane è in gravi condizioni. Maxi rissa ieri sera in piazzale Burchi e Lati, all'esterno di 2 bar che avevano già chiuso, a sedare lo scontro polizia e vigili. Identificato dalla polizia il ventenne che un mese fa aveva minacciato i clienti e danneggiato gli arredi del McDonald's in Viale della Repubblica a Treviso. Classifica del Sole 24 Ore sulla qualità della vita. La marca trevigiana guadagna una posizione e torna nella top 20 nazionale, ma tra gli indicatori negativi c'è la cultura, 106esimo posto per numero di librerie in rapporto agli abitanti. 105 anni e 70 anni di matrimonio con la sua Ida. Ad Altivole la grande festa per Alfredo Visentin, colonna degli alpini, tra i fondatori del gruppo locale delle Penne Nere. Ben ritrovati con l'edizione di Treviso dei nostri telegiornali, questi i titoli. Apriamo con una notizia, un'ultima ora che ci arriva da Volpago del Montello e si tratta dell'ennesima notizia di un grave incidente stradale. Si è verificato poco dopo delle 19, una ragazza è stata travolta da un'auto e soccorsa dai sanitari del 118, è stata trasportata all'ospedale in gravi condizioni. Ancora da chiarire la dinamica del sinistro. Naturalmente vi terremo aggiornati nel corso di questa e delle prossime edizioni del nostro telegiornale. Ed ora la pagina dedicata alla protesta dei migranti costretti a dormire a Lappiani, come il 35enne indiano morto venerdì. Questa mattina la manifestazione davanti alla prefettura in Piazza dei Signori. Viva! Viva! Dateci la libertà, dateci una casa. È questo il grido con cui una rappresentanza delle persone immigrate che si trovano costrette a dormire al freddo con allestimenti di fortuna nel parcheggio dell'area Piani a Treviso ha voluto farsi sentire davanti alla prefettura. Alcune di loro hanno un lavoro ma non riescono ad entrare nei sistemi di accoglienza a causa della burocrazia. Tra queste anche Mandip Singh, 32 anni, di origini indiane, da poco più di una settimana in città, morto venerdì sera per cause ancora da accertare, probabilmente un infarto. Mandip era una delle 22 persone che attualmente vivono nell'area Piani, tra loro anche Nasir. Vivo nel parcheggio perché non ho nessun altro posto dove vivere, non un rifugio, non un tetto. Oggi siamo qui per chiedere che la burocrazia ci dia la possibilità di avere i nostri documenti, ma siamo qui soprattutto per chiedere giustizia per Mandip, per chiedere che ci venga dato un tetto. Un presidio in Piazza dei Signori organizzato dall'associazione Caminantes per sostenere le persone che ormai da 5 mesi vivono in quelle condizioni. Siamo qui questa mattina perché chiediamo che immediatamente queste persone vengano inserite in un centro di accoglienza. Non si tratta più di un'emergenza, ma da anni, continuiamo a ripeterlo, non è un'emergenza e le istituzioni si devono prendere carico delle persone che arrivano per dare loro un futuro degno, una prima accoglienza degna e un futuro che sia degno di questo nome. Presenti in piazza anche esponenti delle opposizioni, da Luigi Calesso di Coalizione Civica a Carlotta Bazza e Marco Zabai del PD. L'ultimo Consiglio Comunale giustamente si è parlato molto di umanità rispetto alla gestione degli sfratti, rispetto alla gestione dell'emergenza abitativa. Ecco, siamo sotto Natale, se non esprimiamo umanità tutte quante le parti, prendendosi le proprie responsabilità, dando una casa a chi letteralmente sta dormendo al freddo, noi non facciamo assolutamente il nostro compito. Per cui è chiaro che io invito l'amministrazione comunale a prendersi le sue responsabilità, ad agire immediatamente, a trovare insieme alla prefettura e insieme alle altre istituzioni una soluzione immediata. Il sindaco e prefetto di Treviso intervengono dopo il caso del 32enne morto al parcheggio della Piani. Sentiamo.
I luoghi di accoglienza che avevamo predisposto nel nostro territorio comunale sono tutti più che esauriti, sono in sovranumero. Penso solo che all'interno della caserma Serena ci sono più di 700 persone, in via Dandolo siamo esauriti, al dormitorio comunale siamo esauriti, quindi è evidente che come comune abbiamo fatto il massimo di quello che potevamo fare, cercheremo di fare ancora di più, è altrettanto vero che da soli non ce la possiamo fare. Sfuma l'ipotesi di un'accoglienza alla caserma Serena per le persone di origine straniera che da mesi dormono al parcheggio dell'Appiani. Il nodo sta nel fatto che molti dei migranti che vivono nell'area del parcheggio hanno già un permesso di soggiorno e qualcuno anche un lavoro, ma non una casa. Altri invece sono in attesa di rinnovo o aspettano la regolarizzazione sul territorio italiano. Tutte condizioni che li escludono dai circuiti dell'accoglienza. C'è la volontà però da parte dell'amministrazione e della prefettura a trovare una soluzione. Dipenderà dalla tipologia della persona che vive all'aperto, che se sono dei richiedenti asilo, e ce ne sono, sicuramente questi li accoglieremo nei centri di accoglienza, e le altre persone, verificata la loro posizione, ci saranno altri spazi che individueremo d'intesa con Comune e altri enti interessati. Dal sindaco di Treviso un appello che è rivolto anche agli altri comuni del territorio, una città che ha già predisposto tutti gli spazi possibili e che quindi ha la necessità di essere aiutata. È un appello perché dopodiché i ragionamenti andrebbero fatti a livello nazionale per mettere la parola fine a questi costanti arrivi, però è evidente che ci sono altri tipi di problemi che non competono a me. Io sono chiamato a cercare di risolvere nel migliore dei modi una situazione nel mio territorio che oggi risulta essere drammatica, ma non abbiamo gli strumenti. D'accordo per l'idea di un'accoglienza diffusa anche il prefetto. Un'emergenza, quella delle persone che utilizzano il parcheggio Appiani per trovare rifugio per la notte, che perdura da anni. Gli anni scorsi eravamo riusciti a far fronte, prefettura e amministrazione comunale di Treviso, con le risorse che già c'erano a disposizione. Quest'anno pensavamo che potesse essere così, dobbiamo fare uno sforzo supplementare per venire incontro a quest'ulteriore esigenza. Ed ora vediamo il nostro sopralluogo nel parcheggio dell'Appiani per capire quali siano le condizioni in cui sono costretti a vivere i migranti che appunto qui si riparano. Questa zona qui. Androni, rampe di scale, angoli riparati dalle correnti d'aria. Sono questi i giacigli di fortuna in cui i migranti trovano riparo per la notte. Probabilmente in uno di questi spazi che Mandip Singh, 32 anni, è morto venerdì scorso. È qui che nella notte tra domenica e lunedì è stato portato al pronto soccorso un altro giovane straniero a causa della febbre alta. Quello che vediamo al nostro arrivo sono sacchi della spazzatura e vecchie valigie accatastati in una nicchia ai margini del parcheggio, proprio davanti alle sedi di questura e guardia di finanza. Ciabatte, calzini, resti di cibo. Dentro i sacchi probabilmente materassini per la notte e indumenti. Scendiamo le scale che portano ai piani interrati del parcheggio. Scarpe, resti di cibo e angoli utilizzati come orinatoio. Lo scenario è quello di vite al limite, l'unico che le 22 persone che attualmente si ritrovano la notte per cercare riparo possono permettersi. Una condizione non nuova per la città di Treviso, un problema che ogni estate e ogni inverno, quando le temperature si fanno estreme, si ripresenta. Negli spazi vasti e silenziosi del parcheggio anche la mattina l'aria è gelida e l'atmosfera cupa. Appena fuori su una bicicletta una borsa della spesa, la sua scritta: creiamo la casa di domani. Ed intanto tra le varie ipotesi anche quella di valutare l'ampliamento dei posti letto, attualmente una ventina nel dormitorio per senza fissa dimora di via Pasubio in centro a Treviso. E proseguiamo con la cronaca. C'è una buona notizia perché è stato infatti ritrovato Diego Perocco, il consulente finanziario di 60 anni scomparso da Castelfranco da giovedì scorso, lasciando per tanti giorni in apprensione moglie e figli. Subito sono state attivate le ricerche, passando al setaccio le immagini delle telecamere di videosorveglianza della città. L'uomo ora è stato ritrovato, è in buone condizioni, non si conoscono però ancora i dettagli dell'allontanamento. Nel pomeriggio è stato convocato nella caserma dei Carabinieri. Domani i funerali di Giulia Cecchettin, Padova blindata, attese per la cerimonia d'addio oltre 10.000 persone.
La gigantografia di Giulia Cecchettin verrà spostata domani mattina da Vigonovo alla Basilica di Santa Giustina, dove alle 11 si svolgeranno i funerali della 22enne studentessa uccisa da Filippo Turetta. 2 maxi schermi già posizionati per consentire di partecipare alle esequie alle migliaia di persone attese a Padova per l'ultimo saluto. Oltre 10.000 persone sono previste per abbracciare la famiglia Cecchettin. All'interno della Basilica di Santa Giustina potranno però entrare solo 1.150 persone, autorità e chi è stato scelto dai familiari di Giulia. Papagino leggerà un messaggio dal pulpito. Imponente il dispositivo di sicurezza messo in campo dalle forze dell'ordine, come ha spiegato il prefetto di Padova dopo l'ultima riunione tecnica per la sicurezza. Prevede anche la presenza di presidi medici, usufruiremo della collaborazione della Croce Rossa, della Croce Verde e anche del 118. Avremmo, come dire, un impegno di circa 400 uomini, più anche tra le forze dell'ordine e le forze di polizia locale, più anche ovviamente avremo dei volontari della protezione civile. Prato della Valle, così come l'area antistante la Basilica di Santa Giustina, saranno blindati. Il Comune ha emesso un'ordinanza per tutta la durata delle esequie a partire dalle 9 fino alle 13. Chiusure al traffico e modifiche alla viabilità che riguardano anche la ZTL. Tra le autorità presenti, oltre al governatore del Veneto Luca Zaia, ci sarà una delegazione di sindaci veneti capitanata dal presidente di ANCI Mario Conte. Dopo la cerimonia solenne, che sarà celebrata dal vescovo di Padova, Monsignor Claudio Cipolla, il feretro di Giulia sarà scortato a Saonara per un momento di preghiera privato. Poi la salma della giovane riposerà vicino alla mamma. È un momento sicuramente che per noi è un momento di saluto a Giulia. Di saluto a Giulia, un momento che vorremmo che fosse anche intimo, purtroppo però ci siamo resi conto che non sarà così, però quello che chiedo è che ci sia a Saonara come a Santa Giustina quel momento di saluto finale che deve richiamare tutti noi a delle riflessioni del messaggio che ci ha dato Giulia, che è quello dell'amore, perché Giulia il suo sacrificio l'ha pagato per amore, per amicizia nei confronti di un suo collega coetaneo. Nel carcere di Verona, Filippo Turetta, che ieri ha incontrato i suoi genitori e gode dei diritti riconosciuti a tutti i reclusi, quindi potrà guardare anche la televisione e, se lo vorrà, potrà assistere alle dirette televisive che trasmetteranno i funerali di Giulia a Padova. E domani Antenna 3 seguirà in diretta i funerali di Giulia Cecchettin, un'edizione straordinaria dei nostri telegiornali che andrà in onda a partire dalle 9 con i nostri inviati per accompagnarvi verso la cerimonia per la quale si fermerà tutto il Veneto nella giornata, lo ricordiamo, di lutto regionale. Tra le autorità presenti domani al funerale ci sarà infatti anche il presidente della regione del Veneto, Luca Zaia, che oggi ha voluto lanciare un appello ai veneti affinché diano un segnale di vicinanza e partecipazione in contemporanea alle esequie. Luca Zaia parteciperà a Padova al funerale di Giulia Cecchettin. Il suo dramma deve essere uno spartiacque culturale, afferma da Venezia il presidente della regione, perché Giulia non può e non deve essere derubricata come la vittima di femminicidio numero 105 in Italia quest'anno. Per questo lancia un appello ai veneti, perché si dia un segnale durante le esequie. Chi può abbassi la serranda, chi può spenga la luce, se c'è un negozio illuminato, chi può. Un segnale alle 11, 5 minuti, 10 minuti, chi può faccia tutta l'ora, l'ora e mezza dei funerali, insomma, che in Veneto si faccia rumore. Domani come Veneti dobbiamo fare qualcosa, suoniamo i clacson alle 11, facciamo qualcosa, insomma, ognuno nel suo piccolo dia un segnale. I numeri della violenza sulle donne in regione sono definiti da Zaia inquietanti, un bollettino di guerra. In Veneto 6.000 donne all'anno chiedono aiuto ai centri antiviolenza e alle case rifugio. Circa un quarto di loro è dovuta ricorrere prima alle cure del pronto soccorso perché vittima di violenza fisica, ma solo il 36% alla fine presenta una denuncia.
E quello che oggi inquieta è anche spiegare che il 66% delle donne sono italiane e queste donne hanno una scolarizzazione medio-alta, il 55% di queste donne, di queste 6.000, ha una indipendenza economica e questo ci inquieta perché ci fa capire che anche nel civilissimo Veneto, nelle civilissime nostre comunità, ancora c'è una sacca di trogloditi che pensano che la donna sia un essere inferiore. Quello che ci vuole è un salto culturale, perché in Veneto non c'è una società patriarcale, dice Zaia, ma una sacca di trogloditi che maltratta le donne e che non ha una gestione della propria sfera emozionale. Quest'anno la Regione ha investito quasi 4 milioni per i centri antiviolenza. In Veneto ce ne sono 26, più 28 case rifugio con 76 posti letto, 16 dei quali in totale anonimato, privi di indirizzo per tutelare le famiglie e i minori. L'aumento delle pene su teste malate avrà l'effetto che ha, cioè è giusto che si buttino via le chiavi, ci mancherebbe altro, ma non è che probabilmente ci aiuta a risolvere il problema. Il vero tema è identificare le persone dai primi segnali. Penso che se avessimo avuto un lavoro fatto fianco a fianco di comunità, penso ipoteticamente, avendo oggi ripresentato il caso del Turetta che stalkerizzava, che ossessionava, che angosciava la sua ex fidanzata, probabilmente qualcuno si porrebbe qualche domanda alla luce di quello che è accaduto. Ed abbiamo un aggiornamento sull'incidente verificatosi nel tardo pomeriggio di oggi in Pedemontana, del quale vi abbiamo riferito in apertura di telegiornale. È avvenuto in via Schiavonesca a Selva del Montello. Ad essere travolta da una vettura mentre attraversava la strada è una ragazzina minorenne, giovanissima, adolescente, che è stata subito soccorsa dai sanitari del 118 e trasferita all'ospedale in condizioni molto gravi, ed è ricoverato in serie condizioni all'ospedale di Treviso l'operaio che questa mattina alle 9 è caduto dal tetto di un'impresa di logistica a Volpago del Montello, finendo a terra da 6 metri d'altezza. Ancora da chiarire la dinamica dell'infortunio. L'operaio stava lavorando per conto di un'impresa di lavori chiamata alla sistemazione di un tetto danneggiato dal maltempo. Le sue condizioni sono apparse subito molto serie. Chiamati i soccorsi, sul posto è arrivato l'elicottero del 118. Il personale medico ha trasportato il ferito all'ospedale Cafoncello, dove si trova ricoverato. Ci fermiamo ora per qualche istante di pubblicità, tra poco. Eccoci di nuovo in diretta con il nostro telegiornale. Proseguiamo con la cronaca. Alta tensione dovuta all'alcol e una maxi rissa sedata a fatica da polizia e vigili. È successo nella tarda serata di ieri in piazzale Burchiellati, all'esterno di 2 bar che da poco avevano chiuso. Ad affrontarsi a calci e pugni, lanciando tavolini e sedie, 2 gruppi di avventori, per cause ancora da accertare. A lanciare l'allarme gli stessi dipendenti dei bar che in quel momento stavano pulendo i locali dopo la chiusura. Sul posto le volanti e la polizia locale. I presenti sono stati identificati, in arrivo provvedimenti della questura. Ed è stato identificato dalla polizia il 20enne che un mese fa aveva minacciato i clienti e danneggiato gli arredi del McDonald's in Viale della Repubblica a Treviso. Un mese fa, all'interno del McDonald's di Viale della Repubblica a Treviso, si era tolto la felpa restando a petto nudo e, brandendo la cintura che nel frattempo aveva sfilato dai pantaloni, aveva minacciato i presenti. Attimi di terrore, anche perché il giovane, dopo le minacce, passava ai fatti. Afferrato uno sgabello ed un tavolino del locale, gli scagliava tra i clienti impauriti, provocando anche danni consistenti. Solo dopo aver visto che alcuni avventori stavano chiamando le forze dell'ordine, il ragazzo è scappato, lasciandosi però alle spalle, oltre alla paura tra i presenti, anche danni per circa 10.000 euro. Spaccato, oltre ad alcuni arredi, anche il totem schermo utilizzato per le ordinazioni. Ebbene, dopo un mese di indagini, gli agenti della squadra mobile di Treviso hanno identificato e denunciato il ragazzo. Si tratta di un 20enne di origini marocchine con numerosi precedenti, deferito all'autorità giudiziaria con le accuse di minacce aggravate e danneggiamenti. E torniamo ora sulla tragedia che si è consumata ieri a Col San Martino, dove una 93enne ha perso la vita bruciata nella cucina della sua abitazione.
È morta carbonizzata, avvolta dalle fiamme che dalla cucina economica hanno avvolto gli abiti estendendosi a tutto il corpo. In pochi istanti una fine orribile, quella di Giovannina Merotto, 93 anni, morta ieri nel tardo pomeriggio nella cucina della sua abitazione in via Canalnuovo a Col San Martino. Da anni non usciva di casa, era in sedia a rotelle e trascorreva le sue giornate nell'abitazione di famiglia dove viveva con i figli accanto all'azienda agricola nel centro del paese. Molto probabilmente l'anziana ieri pomeriggio aveva attizzato il fuoco provocando le scintille fatali. La frazione di Fara di Soligo oggi è sotto shock per la tragedia che ha colpito la piccola comunità. Il dolore, cioè, si sente, perché giustamente le paesi piccoli si conosciuti, anche se sinceramente non la conoscevo come persona, però conoscevo di vista. Mi dispiace, anch'io ho 89 anni, perciò vuoi che ti dimentichi sul fuoco una cosa, fai presto, è il terrore dei miei figli. Era in sedia a rotelle perché non riusciva a camminare, ma non... Sì, fisicamente non stava male. Oh, boh. E i fratelli sì, i figli è sempre là perché uno o l'altro è sempre a casa, però così è andata. È stato proprio uno dei figli allertato dai vicini a chiamare i soccorsi e familiari e paesani prima di intervenire con gli estintori per spegnere le fiamme. Purtroppo per Giannina Merotto non c'era più nulla da fare. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco ed i carabinieri che ora stanno conducendo le indagini sulla tragedia. La casa è stata posta sotto sequestro in attesa della conclusione di tutti gli accertamenti che al momento confermano l'ipotesi del terribile incidente e l'intero paese si stringe alla famiglia dell'anziana. Io mi stringo con tutta l'amministrazione, ma tutto il paese, alla famiglia, ai figli, proprio per la tragicità della morte e appunto perché è stato veramente uno shock per tutti, perché anche oggi non si parla d'arto purtroppo. La Guardia di Finanza di Treviso ha sequestrato 4 autovetture di pregio, tutte immatricolate in paesi extracomunitari, importate in contrabbando, cioè senza il pagamento dei dazi doganali e dell'imposta sul valore aggiunto, rispettivamente a Treviso, Venezia, Modena e Roma. Si tratta di 2 Audi A8, la prima intestata ad un compositore musicale di nazionalità ucraina residente in provincia di Treviso, la seconda di un imprenditore moldavo residente a Modena, di una Mercedes 200 nella disponibilità di un assistente di volo moldava residente a Venezia ed infine di una BMW 535X intestata ad un commerciante ucraino residente a Roma. La sanità, ora il Partito Democratico ha studiato le cifre della sanità pubblica in Veneto. Il privato sta prendendo sempre più spazio. Sentiamo perché. La sanità pubblica veneta è in pericolo. Non è una domanda, non è un dubbio, ma una certezza. Parola del Partito Democratico che ha studiato e analizzato i dati relativi al 2022 della relazione sociosanitaria pubblicata dalla Regione Veneto. Dati ufficiali dunque che secondo il PD regionale creano notevoli preoccupazioni, a partire da quel 6% indicato come percentuale di prestazioni effettuate dal privato, che il Partito Democratico invece sostiene sia il 13,7%, più del doppio. Noi oggi i numeri e cifre alle mano abbiamo spiegato perché ci sia il rischio di uno scivolamento verso il privato e di una sanità pubblica che rischia di non garantire a tutti i cittadini le cure di cui avrebbero diritto e bisogno. Lo abbiamo fatto dati alla mano. Alla vigilia del primo sciopero dei medici, dopo 5 anni, sono 4 le aree critiche indicate dal PD. Liste d'attesa, assunzioni dei medici, cure primarie e assistenza ai malati psichici. E 7 veneti su 10 ritengono peggiorata la sanità pubblica negli ultimi 2 anni. Bisogna intervenire, bisogna pensare che la sanità è fondamentale per tutti, non bisogna prendere in giro i cittadini con cifre e dati infondati. Ha aumentato invece ciò che i cittadini pagano per la sanità privata e in questo modo dimostrando che aumentano le spese ma i servizi non migliorano. E poi le rette delle case di riposo molto vicine all'aumento, unica possibilità per evitarlo, un finanziamento da 100 milioni, i 20 milioni che invece sarebbero disponibili non saranno sufficienti.
E così la sanità diventerà un tema centrale per le elezioni regionali del 2025. Il PD lancia la sfida a partire da oggi. Classifica del Sole 24 Ore sulla qualità della vita, la marca trevigiana guadagna una posizione, torna nella top 20 nazionale, ma tra gli indicatori negativi c'è la cultura. La 34esima indagine del Sole 24 Ore vede la prima volta di Udine in testa alla classifica generale, seguita da Bologna e da Trento. Treviso si colloca al 20° posto, una posizione in più rispetto alla scorsa edizione. Ottiene il primo posto negli indicatori speranza di vita alla nascita e delitti informatici. Si attesta al 3° posto per beneficiari di reddito di cittadinanza, al 4° posto per ecosistema urbano, al 5° per famiglie con ISEE basso. È in 8ª posizione in giustizia e sicurezza e migliora di 25 posizioni in demografia e società. Male per cultura e tempo libero, dove la marca si assesta al 48° posto, meno 7 punti. Dall'indagine emerge che la marca è 106esima in classifica per numero di librerie in rapporto agli abitanti. Sì, siamo saliti di una posizione, poi sapete che le classifiche lasciano il tempo che trovano, però è importante andare ad analizzare tutti i dati, gli indicatori di queste classifiche per continuare a migliorare la qualità della vita dei nostri cittadini. Soprattutto dobbiamo concentrarci su quei dati che non ci fanno essere primi ma ci fanno essere 20esimi, e ho visto che tra i dati più critici c'è proprio la presenza delle librerie nel nostro territorio provinciale. Ecco, da questo punto di vista cercheremo di migliorare, di incentivare questo tipo di attività, che significa cultura, che significa formazione, approfondimento, però devo dire che nel complesso la classifica è assolutamente positiva, soprattutto da un punto di vista della sicurezza, che anche in questo caso ci vede ben saldi nella top 10 delle province italiane, anche in questo caso salendo di una posizione. Oggi Santa Barbara, patrona dei Vigili del Fuoco, in Duomo a Treviso, la messa. Nel giorno di Santa Barbara a Treviso un grande tricolore è stato srotolato nella facciata del Duomo dai Vigili del Fuoco, dove tutti gli anni si celebra la Santa Messa. È la nostra festa che ci consente di riflettere su quello che abbiamo fatto nell'anno in corso, soprattutto quello che dobbiamo fare per il futuro. Al termine della celebrazione sono stati premiati i colleghi che si sono distinti, fra loro anche 2 eroi riconosciuti con merito da parte del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, perché grazie al loro intervento hanno salvato la vita a 2 persone. 2 sono stati dei premi veramente che secondo me vanno a identificare quello che è il Vigile del Fuoco, cioè spirito di sacrificio e abnegazione, e questo è l'esempio di quei 2 Vigili del Fuoco, sia Liessi che Zambrano, che uno ha salvato la vita a un signore a seguito di un eventuale incendio e l'altro ha salvato la vita a una signora che aveva un principio di infarto. Una giornata di festa per celebrare uomini che non si sentono protagonisti. La cosa più importante, la cosa più bella sicuramente è stato dopo un po' di giorni che sono venuto a sapere che la signora era ancora viva. Lei spera di incontrarla? Sì, allora spero di incontrarla. Purtroppo la signora ha avuto un decorso un po' problematico e spero di incontrarla più presto e di abbracciarla. La ricorrenza è anche momento di riflessione sull'attività svolta. Nell'anno in corso nella marca i Vigili del Fuoco hanno effettuato 6.814 interventi, con un incremento significativo degli interventi negli incidenti stradali. Nel comando di Treviso sono arrivate anche 6 donne per dare un forte aiuto ai colleghi. Grande festa ieri dal Tivoli per i 105 anni dell'alpino Alfredo Visentin, che quest'anno ha tagliato anche il traguardo dei 70 anni di matrimonio con la sua Ida. Ecco, lo vediamo festeggiato assieme alle Penne Nere. Oltre 100 anni vissuti pienamente, affrontando tante difficoltà, tra le quali la Seconda Guerra Mondiale. Nato il 2 dicembre del 1918, è uno dei soci fondatori del gruppo alpini di Altivole di Casella. Incontrò
Aida nel 1950, si sposarono nel 1953, quest'anno quindi festeggiano i 70 anni di matrimonio dal quale sono nate 3 figlie. Per Alfredo, gli alpini di Caselle con il capogruppo Giovanni Carretta hanno organizzato ieri, come da tradizione, un pranzo di festeggiamento alla baita degli alpini di Caselle. Avete visto appunto le immagini. E vi ricordo che ritorna anche quest'anno la nostra rubrica Il tuo presepe, dedicata alle rappresentazioni delle vostre natività. Potete inviare le immagini su WhatsApp al numero che vedete in sovraimpressione. Ci raccomandiamo come sempre che i filmati siano della durata di almeno 20 secondi e le riprese effettuate in orizzontale. Specificate il vostro nome, cognome, comune di residenza. Se volete potete anche lasciare un messaggio di auguri e la descrizione del vostro presepe. Noi siamo pronti a ricevere i vostri video e a condividerli assieme a tutti voi ogni giorno, come sempre, come ogni anno, già da tanti anni, nel nostro telegiornale. Ed ora spazio alle notizie da Belluno e provincia. Una Santa Barbara listata a lutto, quella celebrata oggi dai Vigili del Fuoco della provincia di Belluno per la scomparsa di Walter Locatello e di Christian Sommacal, 2 validi esponenti del corpo che il destino ha strappato agli affetti più cari in poco meno di un mese. Questa mattina una commossa cerimonia per la ricorrenza della Santa Patrona dei Vigili del Fuoco. Ci sono i numeri, importanti come ogni anno, che sono la cifra dell'impegno senza sosta delle donne e degli uomini del Corpo dei Vigili del Fuoco, e ci sono i silenzi e le parole commosse, quelle di una grande famiglia turbata e attonita di fronte alla scomparsa prematura quanto ingiusta di 2 suoi componenti, Walter Locatello e Christian Sommacal. Il primo, 44 anni, morto il 2 novembre scorso nel canale Riu in Alpago e recuperato quasi 4 giorni dopo nelle acque del lago di Santa Croce. Il secondo strappato alla vita da una malattia a 51 anni. A Walter e Christian i Vigili del Fuoco hanno dedicato la cerimonia per la ricorrenza di Santa Barbara, listata a lutto, iniziata con l'alzabandiera, la posa di una corona ai piedi del monumento ai caduti e proseguita con la messa celebrata dal vescovo di Belluno Feltre Renato Marangoni. Vegliate è la parola di Gesù, possiamo dire la parola d'ordine dei Vigili del Fuoco, sempre pronti a cogliere la chiamata, ad intervenire con la passione, la competenza, la sicurezza che caratterizzano il vostro operato. Un anno impegnativo, quello mandato in archivio a fine ottobre, contrassegnato dalla mobilitazione nelle grandi emergenze nazionali e internazionali, dall'alluvione in Emilia-Romagna alle operazioni di ricerca persone per i gravissimi terremoti in Siria e Turchia. La vita continua. Il piccolo Martino Locatello ne è la testimonianza più bella. Ed anche Walter e Christian continueranno a vivere nei nostri cuori. Continueremo a fare gli interventi di soccorso come abbiamo fatto anche quest'anno. 4.344 gli interventi complessivamente eseguiti, con una netta prevalenza di attività relative a violenti fenomeni climatici, e poi la formazione, la sicurezza e il progetto Scuola Sicura. Non c'era il comandante Antonio Del Gallo, che da mesi sta reggendo il doppio comando a Ferrara e Belluno. Il 4 dicembre per Del Gallo la data dell'imminente commiato dopo 3 anni di esperienze professionali e umane che ha definito uniche. Il 2024 sarà l'anno del turismo delle radici, lo ha ricordato nella sua visita a Belluno il ministro degli esteri Antonio Tajani. È un progetto che noi finanziamo e finanziamo una serie di iniziative con i comuni perché possano organizzare eventi. Io ho scritto a tutti i sindaci dei comuni sotto i 5.000 abitanti. Nuove opportunità per i piccoli comuni per dare una sferzata d'energia al turismo grazie ai fondi PNRR. L'ha annunciato sabato a Belluno il ministro degli esteri Antonio Tajani nella sua visita all'Associazione Bellunesi nel Mondo, la prima volta di un ministro nel quartier generale dell'emigrazione bellunese. Il progetto si chiama Turismo delle Radici e vedrà il proprio sviluppo proprio nel 2024. Sarà l'occasione per favorire il ritorno in Italia degli emigranti e dei loro discendenti e per dare una mano al turismo dei piccoli borghi, ha detto Tajani.
Sono fondi del PNRR che diamo ai comuni per accogliere, per far conoscere agli italiani che sono nel mondo, che magari sono di seconda, terza generazione o magari anche non hanno più il passaporto, per conoscere da dove sono partiti i loro antenati. Alla BM ha fatto gli onori di casa il presidente Oscar De Bona, accompagnato dalla vice Patrizia Burigo e dal presidente onorario Maurizio Paniz. Al ministro Tajani è stata illustrata l'attività della BM che da oltre mezzo secolo opera per supportare i bellunesi presenti all'estero. Tajani ha confermato l'impegno per sostenere gli istituti italiani di cultura presenti all'estero, le scuole e le borse di studio offerte a quanti vogliono apprendere la lingua italiana venendo a frequentare gli studi in Italia. Anche queste opportunità di valorizzazione del turismo delle radici. Belluno con la sua provincia così bella, provincia di montagna, possa veramente ottenere sempre di più, avere sempre più presenze di qualità ma anche di quantità. Belluno in caduta libera nell'annuale classifica della qualità della vita elaborata dal Sole 24 Ore, penalizzati ancora una volta dallo spopolamento, ma non stracciamoci le vesti per questa graduatoria. Il commento del presidente della provincia, Padrin. Queste sono classifiche che secondo me trovano il tempo che trovano, non dobbiamo esaltarci quando occupiamo le prime posizioni e non dobbiamo nemmeno abbatterci quando ne perdiamo. E però è innegabile, finiti i tempi d'oro con il boom nei primi anni 90, Belluno oggi continua ad essere in caduta libera nelle classifiche che misurano la qualità della vita redate dai due maggiori quotidiani economici, il Sole 24 Ore e Italia Oggi. Ma se un mese fa l'indagine del giornale del gruppo Angelucci assegnava a Belluno il 22esimo posto, oggi, secondo la graduatoria pubblicata dal quotidiano di Confindustria, la provincia risulta in caduta libera, 44esima su 107. E l'analisi dei dati, pur impietosi, fotografano una realtà che è sotto gli occhi di tutti. Bene, affari e lavoro grazie all'export e alla bassa incidenza di giovani che non studiano e non lavorano, ricchezza e consumi per la capacità di risparmio delle famiglie, giustizia e sicurezza che confermano l'elevato livello di sicurezza del territorio che naturalmente non fa il paio con il percepito dai cittadini. Male, per non dire malissimo, i risultati degli indicatori che misurano demografia e società, dove pesano come macigni gli indicatori che riguardano la cultura e con essa le possibilità di svago, ma anche il tasso di denatalità e di invecchiamento e la scarsità di medici. Monitoriamo la situazione, in questo momento abbiamo lavoro in questo territorio, siamo bene dal punto di vista ambientale, qui sono applicati solo una parte di quei requisiti che, ripeto, in questo momento ci fanno scivolare di alcune posizioni. Tutto si potrà fare in futuro fuorché intervenire sulle condizioni climatiche, perché anche per il ridotto numero di ore di sole al giorno Belluno precipita all'ultimo posto. Per il resto, chiosa Padrin, c'è sostanziale stabilità rispetto agli anni scorsi. Noi dobbiamo cercare di lavorare per migliorare sempre di più la qualità della vita dei nostri cittadini bellunesi e quella di offrire maggiori servizi quando sappiamo che un territorio di montagna rispetto ad altri territori è sicuramente penalizzato. È tutto, grazie per essere stati con noi. Ci salutiamo con le previsioni del tempo e il nostro meteo. Arrivederci. Società Agricola Torresan. Dai nostri animali nati e allevati nel cuore del Montello, solo carne e salumi genuini. Bentrovati al meteo. È uno scenario meteo decisamente invernale e instabile. La responsabile è una perturbazione atlantica in transito sul nostro territorio. Il dettaglio di martedì 5 dicembre. Sul Veneto cielo in prevalenza coperto, avremo precipitazioni dapprima estese, già di mattina in diradamento e solo locali poi nel corso del pomeriggio, quando prevarranno le schiarite. Le temperature saranno in lieve aumento e con andamento piuttosto irregolare, minime tra lo 0 e i 3 gradi, massime tra 4 e 8 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche qui cielo coperto con piogge moderate un po' ovunque, più abbondanti sulle zone costiere. Sui monti deboli nevicate oltre i 500 metri all'incirca, possibili schiarite un po' ovunque entro sera. Temperature minime tra 2 e 6 gradi, massime sui 6-10 all'incirca. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Anche in questo caso sarà molto nuvoloso con possibili deboli precipitazioni sparse al mattino, graduali schiarite dal pomeriggio.
temperature minime tra lo 0 e i -3 gradi, massime sui 5-8 gradi all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Società Agricola Torresan. Dai nostri animali nati e allevati nel cuore del Montello, solo carne e salumi genuini.